Poggio Pagnan inaugura Art in Wine, un ciclo di mostre che unisce vino e arte nel cuore della Val Belluna. Da febbraio a maggio la cantina diventerà spazio espositivo grazie alla collaborazione con le associazioni Mel Immagino e Arca dei Volti. 3 appuntamenti e una sorpresa finale caratterizzano l'iniziativa. Poggio Pagnan nasce sin da subito come azienda multifunzionale e con l'obiettivo di creare collaborazioni tra le varie associazioni e le varie persone del territorio. Soprattutto con l'esperienza che abbiamo nel nostro relè, dove accogliamo tantissimi turisti dall'estero, le richieste che ci vengono fatte spesso è di offrire delle esperienze. Le esperienze noi le abbiamo interpretate un po' come questa nuova rassegna di mostre che faremo in cantina, nel fatto di unire le visite in cantina e le degustazioni con un'esperienza ancora più profonda, cioè la visita di una mostra d'arte all'interno della cantina. La prima mostra avrà luogo da sabato 7 febbraio fino al 2 marzo e seguiranno altre 2 mostre con cadenza mensile circa. Un piccolo spoiler che posso fare è che da maggio avremo una grande sorpresa e vi invito a seguirci nei social per vedere un po' cosa stiamo combinando e vi invito a seguirci anche per vedere quando ci saranno le nuove mostre e i nuovi eventi nostri. La seconda mostra sarà una mostra personale di Fausto Tormen, che ci porta in viaggio con i suoi taccuini, acquerelli meravigliosi che raccontano luoghi e sensazioni. Cosa ci racconta di questa mostra? Ma è una raccolta in pannelli di una grossa serie di taccuini, grossa, di tanti taccuini che ho realizzato durante dei viaggi non solo singoli, ma anche in viaggi di gruppo. Sono tutti disegni disegnati a matita, qualcuno finito sul posto anche con il colore, gran parte però finiti a casa con calma dopo il rientro, quando anche posso documentarmi un po' di più, perché tutti i disegni sono anche commentati con delle piccole scritte, molto sintetiche però esplicative. L'evento si inserisce in un periodo di crescita per l'azienda che ha da poco inaugurato la nuova barricaia e ottenuto il premio per la viticoltura sostenibile 2025 dalla Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso, riconoscimento condiviso con la rete Resistenti Nicola Biasi. La maschera, che passione! L'Arca dei Volti APS, noi facciamo maschere, siamo un'associazione che da 20 anni, insomma, si conosce, è una grande famiglia e noi realizziamo maschere in legno. Consolidati nel 2018, siamo all'incirca una 60ina di persone, 30 gli operativi che non solo realizzano maschere, ma anche le indossano. L'età va dagli 11 anni ai 90 praticamente. Ecco, e ci troviamo spesso, una volta ogni 15 giorni per realizzare le maschere e ora anche una volta ogni 15 giorni per indossarle, per fare delle prove di costume. Questo nostro spettacolo teatrale, che vuole essere uno spettacolo di strada, è legato alla leggenda della cazza selvarica, che è a Gordina, ma si diffonde in tutto il nord Europa come leggenda, perché è legata alla Masnada Arlequin, quindi ai diavoli, insomma questa storia è germanica di origine, no? E però noi non siamo lugubri, noi vogliamo essere gioiosi perché questo è il carattere dell'associazione. Quindi le maschere sono delle maschere di animali che rappresentano dei caratteri umani, quindi personificate in persone che noi potremmo realmente incontrare. Da dove nasce l'idea di Me l'immagino? Nasce da uno spazio nella Casa Rossi di Mel, che era uno spazio molto adatto per fare questa cosa e valeva la pena di valorizzare questo posto, questo luogo. È venuta fuori da questa idea perché, avendo fatto tanti anni di cartone animato, mi porto dietro una bella schiera di illustratori, scenografi e
e personaggi che hanno lavorato e che sono di grande esperienza. Le prime 2 o 3 edizioni sono state fatte, intanto è stata fondata l'associazione Me l'immagino, e poi per Me l'immagino. Le prime edizioni sono state fatte con questi illustratori del cinema d'animazione, scenografi, eccetera. Dopo è stata ampliata anche con pittori, personaggi, illustratori del luogo, proprio per integrare la cosa e per farne un po' un unicum, no? Anche perché queste connessioni sono sempre interessanti per tutti, per questi del luogo e anche per gli altri. E quindi questa cosa sono 11 anni che va avanti e ogni anno è stato pensato un argomento, una cosa particolare da illustrare. Quindi, una volta pensato a questo argomento, viene diviso, diciamo, una specie di tanti fotogrammi. E questi fotogrammi, ognuno viene affidato a un illustratore e poi viene composta una storia. In questo caso voi avete esposto i proverbi veneti e avete dei tabelloni con i tarocchi di Mel. E poi noi avevamo fatto i segni cinesi e quest'anno sarebbe stato l'anno dell'Odissea. E vi aspettiamo il prossimo luglio per vedere questo.